Un saluto a tutti i simpatizzanti e sportivi del pianeta biancoverde del Ponte Crepaldo. E questo è il primo di una serie di appuntamenti che andremo a fare per presentare i nuovi volti e i nuovi sportivi che faranno parte di questa stagione 2018-2019. È con noi in questo primo appuntamento il mister Nerio Corò. Buonasera a tutti intanto. Mister, vuole raccontarci un po' della sua storia calcistica, prima da giocatore e poi da allenatore? Allora, intanto come giocatore ho fatto il settore giovanile tantissimi anni fa ormai, giocavo nel Mestre, prima ancora che facessero la fusione con il Venezia. Poi quando hanno fatto la fusione sono andato a giocare in squadre di promozione, eccellenza in zona Mestre, un paio d'anni ho fatto bene e poi il Venezia mi ha richiamato in Serie B nel 91-92 quando allenava lì Zaccheroni. Ho fatto un paio di presenze, una decina di panchine in Serie B, niente di più, però ho avuto in ogni caso delle soddisfazioni importanti. L'anno dopo ho giocato a Saronno in Serie C e anche lì ho avuto modo di crescere calcisticamente, ho conosciuto giocatori importanti, ho avuto presidenti importanti come Preziosi, il presidente del Genoa, e poi ho girato un po' tutte le squadre qua della zona, dalla Serie D alla seconda categoria, ogni anno più vecchio diventavo, più giù di categoria andavo, però ho avuto delle belle soddisfazioni, ecco. In qualsiasi categoria che ho giocato non è importante giocare in Serie A o in terza categoria, l'importante è togliersi delle soddisfazioni che ho avuto modo di togliermi anche vincendo campionati di seconda e di prima. Ogni allenatore e giocatore custodisce gelosamente dei ricordi. Quali sono le sue soddisfazioni più grandi che ricorda con più piacere nella sua carriera da giocatore e da allenatore? Beh, allora, soddisfazioni da giocatore a livello personale, ricordo l'esordio che ho fatto in Serie B a Lecce, pochi minuti, 9 minuti, però per me è come aver giocato la finale dei mondiali, all'epoca ero giovane. Poi a livello di squadra ricordo 6 campionati che ho vinto da giocatore, tutte le parti che ho giocato e in ogni categoria che ho vinto la soddisfazione era sempre grande, in qualsiasi categoria fosse. Lei è un allenatore che si adatta al modulo dei giocatori oppure fa adattare i giocatori al suo modulo? No, allora io sono un allenatore che predilige dei moduli di gioco, però a seconda dei giocatori che la società mi mette a disposizione mi adeguo e cerco di far rendere la squadra al meglio. È inutile avere giocatori abituati a giocare in un certo sistema e volerli portare nel mio sistema. Perdi tempo, perdi risultati, perdi punti e sicuramente non fai il bene tuo dei giocatori e della società. È tempo di calciomercato, siamo in pieno calciomercato. Lei ritiene che questa squadra abbia bisogno di ritocchi importanti oppure qualche piccolo innesto e la squadra può andare bene così? Beh, secondo me la squadra l'anno scorso era una squadra importante per la categoria. Era una squadra che poteva tranquillamente arrivare a metà classifica senza soffrire come ha sofferto fino all'ultima giornata. Conosco bene tutti i giocatori che aveva e secondo me con qualche ritocco questa è una squadra che può fare un campionato importante quest'anno. Nella rosa attuale ci sono dei giocatori che magari fanno parte di sue vecchie conoscenze, ne vuole parlare? Sì, allora, come ho già detto prima, la rosa secondo me è una rosa importante e ha molti giocatori di qualità. Io ho avuto qualche giocatore che ho già allenato, per esempio adesso mi viene in mente Dotta Marco, che ho allenato per 2 anni a Noventa, dove ci siamo tolti anche assieme molte soddisfazioni. Poi un altro giocatore che mi viene adesso è Manuel Finotto, che rientra a Ponte Crepaldo dopo che era andato a Jesolo, era stato a Jesolo con me quest'anno, rientra, un altro giocatore importante, un giocatore del paese, un giocatore che fa bene al gruppo, fa bene alla squadra. Poi tanti altri giocatori che io anche negli anni passati ho provato a portare dove ero io, tipo Danieli, un giocatore adesso mi viene in mente, Severin, sono giocatori importanti che sono qui e giocatori che sono felice di allenare. Poi abbiamo
DS Franceschetto che in questo momento sta lavorando con tutti i giocatori che sono in circolazione, che sta cercando di migliorare la rosa, perché l'obiettivo è di fare un campionato importante, ecco, quest'anno. Le partite casalinghe, il Ponte Crepaldo le giocherà qui al Don Trento, un campo dalle dimensioni un pochino ridotte, non ci sono le famose praterie, diciamo. Può incidere un po' nel suo modulo in maniera positiva oppure negativa? Sì, diciamo che io questo campo lo conosco bene perché il primo anno che ho allenato qui, tra l'altro abbiamo vinto anche il campionato, adesso non mi ricordo l'anno, mi sembra forse il 2006-2007, quindi conosco bene le dimensioni del campo. Sì, sicuramente giocare su un campo di queste dimensioni non è la stessa cosa che giocare su un campo magari che fa 65 per 110, 105, però noi secondo me qualche volta allenandoci anche qui e giocando tutte le domeniche dobbiamo trarre vantaggio da questo, dalle dimensioni, dall'entusiasmo, dal pubblico, dai nostri tifosi che ci aiuteranno sempre. Dovremmo adattarci a giocare in casa in maniera forse diversa che in trasferta, ma questo soprattutto per riuscire a portare a casa più punti possibili. Lei ha allenato sia in prima categoria che in seconda categoria. Ci sono sostanziali differenze tra queste due categorie? Allora, io ho fatto anni di prima, anni di seconda, sicuramente ci sono delle differenze, questo è il motivo che mi ha portato, appena avuto diciamo, la proposta di venire a Ponte Crepaldo, a dire subito di sì, perché io ho visto che in prima categoria si gioca di più a calcio rispetto alla seconda. La seconda, a parte le prime 4-5 squadre in classifica, il resto sono squadre, non dico a livello amatoriale, ma quasi. E in prima categoria trovi squadre più organizzate, squadre dove secondo me anche l'allenatore può incidere sul preparare la partita, sul conoscere gli avversari e quindi lavorare in settimana a seconda di come giocare alla domenica. E in più in prima categoria ci sono giocatori sicuramente di qualità superiore rispetto a quelli della seconda. La passata stagione il Ponte Crepaldo ha centrato una salvezza strabiliante in un campionato che non è che ha dato grossissime soddisfazioni dal punto di vista della continuità. Il presidente Filippi vorrebbe un campionato un pochino più omogeneo, un po' più lineare e una salvezza senza troppe tribolazioni, come si suol dire. Lei cosa risponde? Rispondo che ha ragione, perché arrivare all'ultima domenica e salvarsi come... Tanto sono stati bravi perché come erano messi a 4-5 partite alla fine, sono stati bravi a raggiungere la salvezza senza passare per i play-out. E sono sicuro però che avendo riconfermato diciamo, lo zoccolo duro della squadra l'anno scorso, con qualche innesto importante, questa squadra è una squadra che può ambire posizioni di classifica ben più importanti diciamo di metà classifica. Secondo me bisogna cominciare a pensare che siamo organizzati, abbiamo una società, una tifoseria che vale i primi posti della classifica secondo me. Ringraziamo e salutiamo il mister Nerio Corò e diamo l'appuntamento a tutti i simpatizzanti e sportivi del Ponte Crepaldo alla prossima intervista.